Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova partita. La partita in questione è stata giocata recentemente a Barcellona e tra il grande maestro Perez Mijans con il nero contro il maestro internazionale Ayaz Llobera. La partita è iniziata così, quindi siamo nel pieno dell'apertura siciliana, cavallo F3 D6 e adesso dopo D4, quindi la cattura, siamo in una delle posizioni più frequenti appunto dell'apertura siciliana. Ancora non sappiamo bene che tipo di variante vedremo, perché dipenderà da come continuerà il nero. Se il nero continuasse con e 6 a 6, allora lì potremmo essere nel pieno della variante Najdorf abbastanza famosa, oppure se il nero decidesse di giocare 5, anche lì il nome potrebbe cambiare, cercando di rientrare in posizioni tipo variante Pelikan, Svesnikov o Kalashnikov e così via. Il nero in questa posizione gioca G6 e allora possiamo già in grado di codificare questa apertura dicendo apertura siciliana, variante del dragone, e il bianco inizia subito diciamo un approccio molto aggressivo giocando H4. H4 ha la chiara idea di proseguire con H5, quindi dopo alfiere G7. Vi dico subito che anche se sarà una mossa molto strana, perché H5 diretta sacrifica un pedone, perché questa casa è controllata da due pezzi, quindi cavallo per H5 più che possibile, e il bianco ha un giusto compenso. Per quale motivo? Diciamo che il nero con questo tipo di sviluppo tenderà sempre ad arroccare corto, allora nel momento in cui arroccherà corto si troverà di fronte una torre del bianco in H1, quindi nella posizione iniziale già pronta lì per coordinarsi in attacco. Quindi l'idea di bianco di spingere, se può, il pedone da H4 a H5 è possibile. Infatti qui il nero decise di giocare lui stesso H5, quindi piuttosto che sviluppare l'alfiere in G7 direttamente H5 per bloccare la spinta del pedone bianco. Diciamo che comunque nella variante del dragone spesso il bianco arrocca lungo e il nero arrocca corto, e chi prima riesce ad attaccare con i pedoni prima riuscirà a prendere l'iniziativa. Infatti in questa posizione H4 proprio questa idea, H5 cerca di neutralizzarla. Il bianco continua il suo sviluppo, alfiere G5, alfiere G7 e dopo donna D2 cavallo C6. Quindi questa è la posizione che è stata raggiunta in partita. Solitamente il bianco potrebbe chiaramente continuare con arrocco lungo e magari dopo arrocco lungo il nero porterà il suo cavallo, può darsi anche in E5. Sono comunque diciamo tanti sviluppi possibili. Con certezza vi dico che il nero con questo tipo di sviluppo, comunque nel momento in cui decide di mettere un alfiere in fianchetto, vuole sempre cercare di prendere iniziativa sulle case nere. Quindi una mossa come cavallo E5, idea cavallo C4, potrebbe essere uno dei piani della partita. Ok, è vero che per adesso questo salto non è così possibile, però il nero cercherà di pianificarlo. Altra mossa possibile e altro piano abbastanza tipico è cercare di portare la donna nera in A5, quindi sempre con l'ottica di controllare le case nere. In partita il bianco cattura in C6, il nero riprende e quindi alfiere C4, donna B6 attaccando un pedone. È una mossa che un po' mi ha sorpreso dopo alfiere B3 arrocco lungo. Ok, perché questa mossa mi sorprende? Mi sorprende perché il nero ha diciamo già la regina collocata nella posizione ideale, perché è chiaramente su una colonna semiaperta, e la colonna B è una colonna semiaperta perché il bianco ha soltanto un pedone, e quindi la regina in coordinazione futura magari con la torre sono già pronti per cercare di creare quell'attacco di cui parlavamo prima. Quindi il nero deve rapidamente cercare di attaccare sul lato di donna. Svolge un ruolo importante, seppur da lontano, anche questo alfiere, perché se osserviamo bene il punto B2 si trova sotto la traiettoria, seppur indiretta, di due pezzi molto importanti, quindi la coordinazione del nero è sulle case nere. Svolge un ruolo difensivo importante questo alfiere, allora l'idea del nero è cercare di scacciarlo. Infatti arriva immediatamente a 5 e a questo punto alfiere 3 vuole allontanare la donna dalla colonna B. Comunque il nero la risposta una casella più indietro, quindi B7 mantenendo le stesse idee. Occhio che qui ci sono già dei temi tattici, perché in caso di mossa qualsiasi tipo F3 per rafforzare il centro, un tema tattico potrebbe essere l'immediata spinta. Qual è l'idea? Che quando il mio avversario mi cattura e potrebbe catturare di cavallo, io potrei avere della tattica molto interessante con questa mossa. Quindi torre per cavallo, alfiere per, e dopo cavallo per, il nero rapidamente riesce a creare quell'idea di cui parlavamo
di cui parlavo prima, quindi coordinare i pezzi rapidamente sulla casa B2. E svolge un ruolo importante questo cavallo, che chiaramente sta guadagnando un tempo contro la regina del bianco. Quindi questo potrebbe essere un tema. Sarebbe assolutamente lo stesso in caso di alfiere cattura pedone, perché cavallo per E4 resta comunque una mossa valida, perché poi adesso l'idea potrebbe anche essere quella di togliere il cavallo difensore dell'alfiere per poi catturare l'alfiere avversario. Quindi A5 già una mossa molto fastidiosa, e alfiere 3 abbiamo detto che diciamo obbliga il nero a spostare la sua donna indietro, e adesso A4 la mossa della partita. Il nero deve semplicemente continuare con il suo piano. E prima dicevo che l'arrocco lungo del bianco non mi convince molto, ed effettivamente mi è sembrata una mossa molto rischiosa, e senz'altro più facile prima per il bianco arroccare corto. Adesso l'attacco del nero è abbastanza rapido. Alfiere 6 vuole eliminare l'alfiere difensore della colonna B, ed effettivamente ci riesce, perché dopo alfiere per E6 vi dico che la mossa corretta, che poi non è stata quella della partita, sarebbe semplicemente pedone per E6, e nel giro di poche mosse il nero avrà un attacco vincente, perché metterà una torre in B8 facendo pressione su B2. Avrà sempre quell'idea tattica di sacrificare il cavallo al centro per coordinare, così come mostrato prima, i propri pezzi contro B2. E allora qui è veramente difficile difendersi. Forse bisognerà fare B3, ma B3 anche a prima vista è un indebolimento delle case nere, quindi donna B4, idea entrare in A3 potrebbe essere un tema, così come questo sacrificio di cavallo in E4 prima o poi torna sempre in gioco. In partita non è stata giocata la mossa corretta, perché qui è stato sacrificato immediatamente il cavallo, ma in realtà dopo donna D3 è vero che il nero starà meglio, perché segue cavallo per C3, quindi costringendo il bianco a riprendere di pedone, quindi a rovinare la propria struttura del proprio arrocco, ma secondo il computer, quindi il software, e anche dal punto di vista pratico, dopo donna per G6, che è la mossa della partita, non è così facile, perché al nero manca questa alfiere per C3 che sarebbe decisiva nel suo attacco. E dopodiché anche da tenere sotto controllo un alfiere che potrebbe attaccare via H6, via D4 quell'alfiere in G7. Quindi torre F6 per il nero, scacciando la regina avversaria, e a questo punto il nero continua con C5. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Qualcuno si chiederà che serve C5, di fatto C5 non aiuta per nulla l'attacco sulla colonna B, ma in realtà l'idea eventualmente di giocare donna C6 per puntare alla cattura del pedone A4, quindi all'eventuale spinta del pedone A, e così verso la promozione. Ok, la partita continua in questo modo, donna per C2, occhio perché in realtà adesso questa C5 sembra essere stata una mossa forte. Collegandomi a quanto dicevo prima, non permette alla donna di rientrare in difesa. Comunque sembra che oltre all'idea di catturare il pedone A4, così come dicevo prima, in realtà aveva anche l'idea di catturare G2, e catturato G2 effettivamente qualche complicazione si sta creando. A questo punto, dando uno sguardo migliore alla posizione, potremmo dire che in questo momento il bianco ha un re che è relativamente al sicuro, perché chiaramente queste due torri più la donna sono tutte coordinate contro F2, e quindi prima o poi un sacrificio con torre per F2 potrebbe essere decisivo, perché poi ci sarà il controllo totale della seconda traversa con relative minacce di matto. Quindi torre 2 per il bianco diventa necessaria per difendere. Torre F5, scacciamo la donna dall'attacco, e questa donna è un po' sfortunata perché non ha più case dove muoversi, e allora alfiere G5 è obbligata. Su alfiere G5 chiaramente è stata persa la difesa di F2, e allora non resta altro che catturare. La partita effettivamente continua così, e così come vediamo c'è un momento in cui tutti i pezzi del nero adesso rapidamente vanno in gioco, perché prima c'era un problema in cui l'alfiere in G7 non riusciva a rientrare, quindi una mossa come Re 1 in realtà viene confutata immediatamente da alfiere per C3 con relative minacce. Adesso è vero che questo è soltanto uno scacco, il bianco potrebbe ancora difendere, ma si crea una rete di matto in questo modo, coordinando i due pezzi pesanti. Il re del bianco è rimasto incastrato, e allora il re dopo lo scacco al centro in D5 non deve fare altro che spostarsi in C1. La partita continua, torre scacco, anche qui non c'è di meglio che spostare re,
ma è tardi perché adesso il nero la chiude semplicemente con donna B7. Qualsiasi cosa accada seguirà il matto sulla scacchiera, perché in caso di re A3 seguirebbe torre A1 matto, e in caso di re B1 anche qui il matto è abbastanza rapido. Donna B1, lo si sposta e a questo punto ci sono tante idee per dare matto, tra cui probabilmente la più veloce potrebbe essere semplicemente questa. Scacco, lo si sposta, abbiamo i pezzi coordinati sulle case nere, quindi donna per C3, anche questa arriva, e adesso il matto è sulla scacchiera. Chiaramente nella parte finale, essendo tutte mosse che danno scacco a re, è molto facile trovare il matto per il nero. Rivediamolo dall'inizio. Quindi è stata una siciliana, variante del dragone. Questa è la posizione raggiunta sulla scacchiera. Il bianco qui ha fatto una mossa molto strana, poco comune, quindi a questa H4 immediata, che il nero ha deciso di tenere sotto controllo con la spinta in H5. Dunque alfiere G5, con la chiara intenzione di catturare in F6 per rovinare la struttura, alfiere G7, a questo punto la partita è proseguita. E qui commentavo che dopo arrocco corto del nero, arroccare lungo è un po' rischioso. In effetti sembra molto più sicuro arroccare corto, forse fare alfiere 3 per scacciare la donna e poi magari valutare un po' come continuare, perché dopo arrocco lungo l'idea del nero, il piano del nero a mio avviso è molto facile da immaginare e da creare, quindi devo semplicemente aprire la colonna A e di conseguenza la colonna B per poi attaccare contro il re del mio avversario, quindi la partita va esattamente così. Dopo A4 alfiere 6 riesce proprio nell'intento di aprire la colonna B. Qui c'è stata una parvenza di sacrificio centrale con cavallo per E4, ma dopo tutti questi cambi effettivamente il bianco ha un po' di controgioco, perché comunque si è eliminato due pedoni del lato di re, quell'alfiere in G7 non è più attivo come prima. E C5 con doppia idea, l'idea catturare A4 e l'altra idea entrare su G2, e la partita effettivamente è andata così. A questo punto diciamo che dopo torre 2, che chiaramente ha un ruolo difensivo perché bisognava difendere F2, accade qualcosa perché torre F5 mette in evidenza il fatto che la regina bianca non abbia tante case, quindi obbliga alfiere G5, e dopo la cattura in F2 adesso già siamo a rischio di temi di matto, ed effettivamente la partita va proprio così. Scacco, qui c'è matto forzato perché sono tutte mosse che attaccano sempre re, quindi torre F1 scacco re, re B2, e dopo donna B7 il bianco si è arreso. Quindi questa è la partita tra il grande maestro Perez che vince da nero contro il maestro internazionale Ayaz. Spero che vi sia piaciuta. Nella descrizione del video trovate come sempre maggiori informazioni. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!